signore, abbiamo qui con noi Morena Fabbri di Marlù Gioielli di San Marino, un'azienda giovane, nasce nel 2000, giovane insomma, abbiamo 14 anni, una buona età, nel 2001. E vorrei chiederti, Morena, qual è il concept che contraddistingue il vostro gioiello, il vostro brand? Innanzitutto vi ringrazio, di darmi questa opportunità di presentare il nostro brand. Marlù Gioielli nasce dal concept di coniugare il gioiello all'easy price, quindi un gioiello low cost ad un prezzo molto accessibile. Bene, molto bene. In due parole, qual è la vostra storia? Come siete nati, lo sviluppo, insomma? Marlù è nata per gioco, fino ad andare a concretizzarsi oggi. Morena, volevo chiederti, nella vostra collezione quali sono i materiali che utilizzate principalmente? I materiali utilizzati sono l'acciaio, cioè esclusivamente acciaio, non usiamo nessun altro materiale, nessun altro metallo. Questo perché ci garantisce comunque una qualità eccezionale del prodotto, una durata nel tempo e soprattutto anche possiamo certificare il prodotto, perché tutti i nostri prodotti sono certificati secondo le normative REACH, che oggi è molto importante. Molto rigide, certo. È molto importante. Per quanto riguarda invece le collezioni, so che ne avete veramente tante. Sì, abbiamo 19 collezioni, di cui 10 di queste sono da uomo. Sono prettamente maschili. È un mercato in espansione quello dell'uomo, quindi... Sì, curato sinceramente da pochi e noi ci stiamo puntando, ma fin dalle origini proprio. Molto bene, è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, sviluppare l'uomo. E per concludere, Morena, volevo chiederti, per quanto riguarda la distribuzione, dove possiamo trovare i vostri gioielli? Marlù è distribuito su tutto il territorio nazionale. Abbiamo una rete vendita sul territorio, più l'estero. Tra l'altro abbiamo appena sottoscritto un contratto con una importante azienda spagnola per la distribuzione del brand in Spagna. Anche in Spagna. Allora, che dire, tanto in bocca al lupo. E con noi Morena Fabbri per Marlù Gioielli di San Marino, Preziosa Magazine. Grazie.